Benvenuti dal Pala Regnani di Scandiano, seconda giornata di Serie A1 femminile e questa partita rappresenta l'esordio stagionale in campionato per entrambe le squadre. Lo Scandiano perché ha visto rinviarsi la prima giornata contro il Valdagno, il Forte invece era di riposo e quindi di fatto è l'esordio. Partiamo con le formazioni. Vediamo lo Scandiano che presenta Ganassi e Pisati come portieri. Le giocatrici esterne sono Ferrarini, Ghimeno, Berti, Pinto, Belmcaira, Calia, Martino e Montoni, mentre la squadra ospite presenta Marchetti ai portieri, Raffaele, Brandi, Gallotta, Iannaccone, Farioli, Saldana, Palagi e Fiorini e Alvarez, Fiorini il portiere, come esterne. L'allenatore del Forte è Sergio Festa, che ritorna le esperienze da giocatore nella roller di Scandiano. Giocatrici che sono pronte a scendere in pista per battere l'inizio dell'incontro. L'arbitro ora fischia, parte il Forte dei Marmi con Alvarez che prova già il tiro e rimane in possesso, passa la pallina a Gallotta. Gallotta può proseguire il possesso, poi va dietro la porta, prova il tiro, non riesce a centrare la porta difesa da Ganassi. Ora riparte la squadra di casa con Pinto che la passa a Berti. Berti gestisce, poi ritorna indietro per Pinto. Ancora Pinto, lunga per Ghimeno che si inserisce, ma non riesce a stoppare, quindi riparte il Forte con Raffaelli, poi Alvarez restituisce a Saldana. Ora Gallotta cerca il movimento delle compagne, passa indietro a Saldana che riesce a rimanere in possesso, però l'arbitro fischia, si ripartirà con una punizione della rotellistica. Batte Montoni, passa per Pinto, Pinto indietro per Berti, giro dall'altra parte per Ghimeno, fa vedere Pinto, entra Ghimeno, stop errato, recupera Gallotta, passa per Raffaelli si guarda intorno, poi vede liberarsi Alvarez, ancora Alvarez contro Pinto, le due sanguinee dell'incontro insieme a Ghimeno e Gallotta per Alvarez, l'alza e schiaccia, para Ganassi, poi Ghimeno riesce a portarsi in avanti, poi passa la pallina a Berti, poi Pinto lunga per Montoni poi perde il possesso, recupera Gallotta serve la numero 3 rosso-blu, poi ancora Gallotta per Raffaelli, il tiro che va sul pattino di Ghimeno e poi Ghimeno recupera, riparte la rotellistica scandianese, parte Ghimeno, poi sponda e va per Montoni, il tiro di Montoni, poi Saldana riparte,
subisce fallo. Qualche polemica dalle giocatrici della Rotellistica, ma per l'arbitro è fallo e punizione. Riparte subito il Forte con Alvarez, poi Gallotta prova ad entrare con difficoltà in area, recupera Pinto, ancora Pinto, la blocca Alvarez in area, Alvarez cade ma non c'è niente per l'arbitro. Berti per Ghimeno, ancora Berti, Montoni restituisce a Berti indietro per Pinto, il tiro, blocca Gallotta e quindi riparte la squadra ospite, un Alvarez che serve Raffaelli, ancora Alvarez, Saldana, non vede compagne libere, si fa vedere invece Raffaelli, poi il lancio lungo per Saldana, ma respinge la difesa della squadra di casa, poi Ghimeno prova il tiro alto, trova la mano di Saldana che riesce a spazzare, poi la confusione riesce a venire fuori e Alvarez che parte in avanti e Gallotta per Alvarez, Raffaelli, poi 1-2 con Alvarez, poi un po' di tensione in pista, e Montoni prova il tiro, perde la pallina, poi c'è il fallo di Pinto, vediamo cosa decide l'arbitro ai danni della giocatrice numero 3 della Rotellistica. Partita che subito infiammata dalle giocatrici che mostrano un po' di tensione. Alvarez per Gallotta, ancora Alvarez, poi Saldana avanti per Gallotta, indietro per Raffaelli, si può portare in avanti Raffaelli, il tiro debole, poi la respinta di Gallotta che si fa parare il tiro da Ganassi. In avanti Pinto per Montoni, lungo Montoni, lo mette in mezzo, ci arriva Ghimeno, il tiro che va a lato della porta, difesa da Masetti. Prima occasione importante per la Rotellistica. E per guadagnare qualche secondo spazza il Forte, poi il lancio lungo di Pinto per Ghimeno e rimane in possesso la Rotellistica con Berti che gestisce, serve Ghimeno per Pinto, fa pressione Gallotta ma poi arriva Montoni, perde pallina e recupera il Forte con Gallotta che serve Saldana può partire, poi torna indietro sempre per Alvarez
si allunga tutto prima, però rimane in possesso. Il tiro, la parata di Ganassi. Riparte lo Scandiano con Ghimeno. Il tiro di Ghimeno la blocca Gallotta, poi arriva in zona tiro, trova solo l'esterno della rete. Bellissima l'azione personale della numero 4 del Forte. Il Forte con Saldana, poi Alvarez, passa a Raffaelli, ancora Alvarez, Gallotta, passaggio per Raffaelli. Poi ci mette troppo il Forte a gestire l'azione, palla per una pallina per la rotellistica. Ghimeno vede l'arrivo di Ferrarini, subentrata a Montoni, poi Berti, il tiro alto. Batte il Forte con Alvarez che serve Gallotta, che può partire a un corridoio libero. Gallotta poi costretto a tornare indietro e a servire Alvarez. Poi è in ritardo Raffaelli sulla pallina e recupera il possesso la rotellistica. Berti può partire, il tiro deviato e disturba Masetti, ma si rimane in parità. Poi ancora Alvarez, vede il varco per Gallotta, poi Saldana si fa vedere, serve Raffaelli, poi retro passaggio per Alvarez, blocca Ghimeno e c'è il primo time out dell'incontro. Un minuto per recuperare le energie e discutere su le prime impressioni tattiche dell'incontro. Scandiano che nella ripresa dovrà sicuramente cercare di trovare qualche occasione offensiva in più. Finora è il Forte che ha avuto la meglio, che sta gestendo di più la partita. Suona la sirena e si ripartirà. Giocatrici che stanno riposizionando in pista per riprendere il gioco. Gallotta rimette in gioco la pallina, serve subito Alvarez che va dietro la porta per cercare il movimento delle compagne, poi serve Gallotta che non riesce a gestire bene la pallina, recupera la rotellistica, parte Pinto che si fa bloccare, Alvarez, il tiro di Alvarez che fa la barba al palo, poi
Ferrarini, serve Ghimeno, poi si porta avanti Pinto, il tiro che trova le gambe però della compagna e quindi la deviazione. E Berti, serve Ghimeno, si gira il tiro, il guantone ci mette Masetti per respingere il tiro. Riparte Raffaelli. Alvarez. Lungo per Raffaelli, la prova a mettere in mezzo, respinta, riparte Pinto, numero, poi viene fermata, riparte Gallotta, va esterno per Saldana, poi Saldana per Raffaelli, ancora Raffaelli che si fa fermare da Ghimeno serve Ferrarini, di nuovo per Ghimeno, Berti, Ghimeno, ottimo passaggio di Ghimeno per Berti che sbaglia la conclusione, tutto facile per Masetti. E Alvarez per Raffaelli, ancora Alvarez, Saldana, il tiro di Saldana che non trova la porta e nessun problema per Ganassi, poi Berti, Pinto, ancora Berti, Pinto, dietro per Ferrarini, Pinto per Ghimeno, 1-2, poi riparte il forte con Alvarez, tanto c'è un cambio e entra Palagi al posto di Saldana. Alvarez per Palagi, può ripartire la rotellistica con Pinto che serve subito Berti, poi ancora Pinto indietro per Ghimeno, avanza Ferrarini, poi riparte da Ghimeno, Pinto perde la pallina, Pinto recupera Alvarez se la alza, c'è il rigore per il forte, non ha esitato a fischiare l'arbitro, andrà alla battuta Raffaelli. Andrà Alvarez alla battuta, ha fatto un cambio, 12 minuti alla fine del primo tempo, rigore per il forte, manca il fischio dell'arbitro, il tiro, sbaglia il rigore Alvarez, poi anche la ribattuta alta sopra la porta, pericolo scampato per la formazione di casa, poi subito a ripartire, perde la pallina Ferrarini in fase offensiva, recupera Gallotta in avanti, la parata di Ganassi sul tiro di Gallotta, poi ancora il forte ad attaccare, poi recupera Ghimeno, si fa aiutare dalla sponda per il passaggio a Berti che lancia Pinto davanti alla porta, para Masetti, Alvarez
il tiro di Alvarez centrale, parata da Ganassi, poi Benkair passa per Pinto, ancora Benkair, il tiro, vedi una parata di Masetti, poi l'arbitro non fischia fallo sulla numero 17 da Rotellistica, nulla per lui, quindi si può andare avanti. Poi Benkair serve Ferrarini, la parata ancora di Masetti che blocca il risultato. La squadra di casa che ha trovato fiducia dopo il rigore sbagliato dagli ospiti e ora ci crede, vuole trovare il gol dell'1-0, gol che sta mancando in questo primo tempo. Ricordiamo che siamo sul risultato di 0-0 ancora. Ghimeno serve Benkair, ancora Ghimeno in mezzo, Benkair si libera, ci mette un po' troppo ad arrivare alla conclusione, poi arriva debole il tiro, parata facile di Masetti. Poi Raffaelli, serve Alvarez, Gallotta, il tiro di Gallotta deviato, recupera Pinto, serve Benkair, ancora Pinto, torna indietro per Benkair, serve Ferrarini con difficoltà riesce a mantenere il possesso, poi cade Alvarez, ancora Rotellistica in possesso, Ferrarini, ancora per Benkair, avanza la numero 17, poi scivola nel contatto con Gallotta che recupera e manda avanti Alvarez che si libera di un'avversaria, poi torna indietro per Palagi, Gallotta per Alvarez, Raffaelli, ancora Alvarez, può avanzare la numero 3, poi cade e c'è il fallo, poi altro time out, secondo time out in questa prima frazione a 8 minuti dal termine dei primi 25. Scandiano che sta ripartendo e sta ritrovando sempre più fiducia come dicevamo prima, dopo il rigore sbagliato da Alvarez a 12 minuti dalla fine del primo tempo. Partita che è bloccata sullo 0-0, i due portieri stanno giocando un'interessantissima partita, sono loro che stanno mantenendo questo risultato. Suona la sirena e quindi si ripartirà con il gioco. Batte Palagi, dietro per Alvarez, il tiro con la deviazione di Ghimeno, poi riparte la Rotellistica con Benkair, poi Ferrarini, ancora Benkair che può avanzare, poi
serve Ghimeno, ma legge il passaggio Raffaelli, recupera, poi sporta in avanti, poi c'è il tiro di Gallotta, trova all'esterno della rete, poi Pinto può partire da sola, poi serve Ghimeno, il tiro, ci mette la stecca Masetti, poi anche la respinta, non trova il gol, la respinta di Pinto. Poi subito in attacco il Forte, si fa vedere Palagi che libera la corsia per il passaggio per Alvarez. Poi infrazione per il Forte, si partirà quindi con una punizione per l'Erostellistica Scandianese che batterà Ferrarini. Pinto per Benkair, il tiro di Benkair che è fuori a lato, poi Pinto la mette in mezzo per Benkair, Berti da sola, si porta in area, poi viene fermata da Alvarez, parte, serve Raffaelli, parte Alvarez, il tiro, deviano con i pattini, giocatrici giallonere. Alvarez, serve Raffaelli, poi Palagi per Saldana, poi ancora Raffaelli, indietro per Alvarez, il tiro alto, poi ancora Forte con Alvarez che la mette in mezzo per Saldana, poi trattiene Canassi e quindi pallina a 2. Fischia l'arbitro, possesso per il Forte dei Marmi con Gallotta che chiama i movimenti delle compagne per farsi vedere. Ferrarini per Berti, prova a partire Berti, si fa fermare, però rimane in possesso la Rottellistica, poi recupera Raffaelli che serve Alvarez, poi ancora Raffaelli, dietro per Gallotta, poi Alvarez, Raffaelli, poi Gallotta il tiro, non trova la porta, però rimane in possesso il Forte con Saldana, recupera però Ferrarini, può ripartire la Rottellistica con Benkair che serve Pinto. Poi parte Gallotta, va davanti alla porta, serve Saldana, non arriva alla conclusione. Poi ancora Alvarez, il tiro deviato. Sempre Alvarez in possesso. Alvarez dietro la porta, a cercare le compagne. Alvarez per Raffaelli, serve Gallotta, ancora Alvarez, poi Raffaelli, il tiro di Alvarez che finisce a lato, poi Montoni per Pinto, ancora Pinto, il lancio lungo che alla fine diventa un tiro
poi ancora pallina 2, Montoni e Gallotta sulla pallina, poi Montoni serve Ferrarini per Pinto, poi riparte Pinto in mezzo per Berti, poi la ribattuta di Montoni, poi ancora Pinto, tiro debole. Ancora pallina 2, Montoni e Saldana sulla pallina, parte Montoni, torna indietro per Pinto, il tiro deviato da Alvarez, riparte il forte, scontro tra Pinto e Saldana, si continua, poi confusione nell'area dello Scandiano, però riparte la squadra di casa con Pinto che serve Berti, per Ferrarini, e Pinto, profondità per Montoni perde il possesso, recupera Alvarez, serve Saldana si libera di Ferrarini, poi prova a metterla in mezzo per Gallotta, poi Montoni ha la possibilità di mettere in mezzo per Pinto, ma blocca Alvarez che riparte, Alvarez 2 contro 1, se la alza, poi blocca Ferrarini, recupera il possesso il forte con Saldana, indietro per Gallotta, per Alvarez, il tiro alto, e ancora Saldana per Alvarez per Raffaelli, per Alvarez, in mezzo per Saldana, e Alvarez si deve liberare ma Ferrarini riesce a rubarle la pallina, riparte la rotellistica con Pinto, serve Berti che si gira, poi serve in mezzo Montoni ma Gallotta le suffia via la pallina, poi prova il lancio lungo che finisce fuori dalla pista, poi time out, partita che si sta sempre più scaldando, occasioni, partita comunque molto equilibrata fino adesso, ci sono state occasioni importanti per entrambe le squadre. Ora saranno gli ultimi 2 minuti di gioco, poi si concluderà questa prima frazione, risultato praticamente inchiodato sullo 0-0, questo per delineare il netto equilibrio tra le due squadre. Suona la prima sirena, le squadre cominciano a riprendere posizione in pista, suona anche la seconda, quindi siamo pronti per riprendere il gioco. Gallotta sulla pallina, pronta a rimettere in gioco la pallina, poi Alvarez per Gallotta, ancora Alvarez che la restituisce alla numero 4, Alvarez per Raffaelli, sponda per Saldana vede la compagna, la serve, poi ancora Alvarez che si porta in avanti, il tiro, la parata di Ganassi, poi Saldana non arriva sulla ribattuta, riparte Pinto, Ghimeno, scusate, prova a mettere in mezzo, poi Montoni per Berti,
Poi ancora Montoni, serve Berti, Ferrarini in mezzo per Montoni, poi fallo offensivo, riparte il Forte con Alvarez, ora possesso Gallotta che serve Raffaelli. Alvarez, il tiro, ancora deviazione di Ganassi. Ferrarini per Berti, ultima azione di questo primo tempo. Montoni, Ferrarini che però si fa soffiare la pallina da Saldana, poi il tiro di Alvarez che prende il palo, clamorosa occasione per il Forte e si conclude così il primo tempo, si conclude con il brivido per la squadra di casa, gol che davvero è stato evitato per poco. Cediamo per il secondo tempo. Manca poco alla ripresa del gioco della seconda frazione di partita. Rottellistica che si è già posizionata in pista, manca il Forte dei Marmi. Poi si potrà proseguire con l'incontro. Ricordiamo il risultato di 0-0, partita molto equilibrata, anche se il Forte comunque ha dimostrato di essere molto più presente in pista, avendo avuto comunque le occasioni un po' più pericolose, tra cui il palo preso da Alvarez a pochi secondi dalla fine del primo tempo. Rientrano in pista ora anche le giocatrici della squadra ospite. Squadra ospite che si conferma il quintetto iniziale, così come anche Massimo Barbieri per quanto riguarda la sua squadra. Si partirà con gli stessi quintetti iniziali. Batte Montoni, si riparte con il secondo tempo. Parte Berti che serve Ghimeno, poi Pinto riceve la pallina nonostante lo stop, ma riesce comunque a gestirla, poi la lancia in avanti, recupera Gallotta e serve Raffaelli, ancora Raffaelli che avanza, Alvarez, Gallotta, poi Alvarez serve Raffaelli, poi pallina passa per la stecca di Gallotta che si allunga troppo. E punizione per la rottellistica. Poi l'arbitro si subisce una pallinata al ginocchio, ora c'è l'intervento nei suoi confronti. Riparte la rottellistica con Ghimeno che lancia Berti e Ghimeno, Montoni in mezzo a due, recupera Saldana,
poi Alvarez perde la pallina, recupera lo Scandiano con Montoni, parte in mezzo Ghimmeno, poi Alvarez per Raffaelli, ancora forte con Gallotta, il tiro deviato da Berti, poi Ghimmeno lancia Pinto, ma recupera Alvarez, servendo Raffaelli, poi ancora Alvarez, troppo forte per Gallotta che quindi fa ripartire Pinto, poi Berti per Ghimmeno finta di tiro, poi passa per Pinto indietro per Berti, poi Berti prova il passaggio per Ghimmeno che viene deviato e recupera Alvarez, Raffaelli cerca una compagna, vede liberarsi Saldagna, poi prova a ripartire la rotellistica ma Gallotta riesce a fregare la pallina che serve Saldagna, il tiro salvato ancora una volta da Ganassi. Arte Pinto entra in area, serve in mezzo Montoni che prova la conclusione fuori di pochissimo, poi ancora rotellistica con Ghimmeno, poi Pinto, il tiro, il guantone di Masetti che salva ancora il risultato, parte il forte con Alvarez dietro la porta, si fa vedere Raffaelli, poi viene servita Gallotta, ancora scambio con Alvarez, parte Alvarez, il tiro di Alvarez che si alza troppo e quindi finisce alta sopra la traversa e riparte la rotellistica. Ghimmeno per Pinto, Montoni lancia Berti che non ci arriva per prima Alvarez, poi prova ad agganciare Berti e prende il blu, starà fuori per 2 minuti, lascia quindi in inferiorità numerica la propria squadra con questo intervento abbastanza inutile, quindi si andrà con una punizione per il Forte dei Marmi sempre con Alvarez a battere, ecco che parte Alvarez, se la alza, il tiro, poi la doppia parata di Ganassi a salvare il risultato, poi ancora Forte dei Marmi in possesso, Raffaelli per Gallotta per Alvarez, dentro per Saldagna, poi ancora Alvarez per Gallotta, il tiro di Gallotta, la parata di Ganassi, ancora lei a salvare la propria squadra, poi Gallotta ancora per Alvarez, lunga per Raffaelli, poi indietro per Alvarez, 1-2 con Gallotta, poi il tiro della numero 3
ancora rimane sullo 0-0, time out. Tante le occasioni per la squadra ospite che è rientrata in pista con molta più grinta, con molta più voglia di portarsi a casa il risultato. Scandiano che comunque si sta difendendo molto bene, Ganassi protagonista in questi ultimi istanti, queste ultime occasioni, ha salvato il risultato molte volte. Se siamo ancora sullo 0-0 è merito anche suo. Ora fischia l'arbitro, si ripartirà con Alvarez, serve a Saldagna, poi non ci arriva, recupera Pinto per Ghimeno, poi ripartenza del Forte, si bloccata da Pinto lunga per Ghimeno, ci arriva però Raffaelli che serve Alvarez per Gallotta, ancora Gallotta, serve di nuovo la numero 3, continui scambi tra le due compagne di squadra, poi Gallotta decide di andare dietro la porta a servire sempre Alvarez, poi Raffaelli prova la conclusione, parata da Ganassi, poi la ribattuta di Saldagna che non trova la porta, poi ancora il Forte con Saldagna per Raffaelli, poi di nuovo Alvarez, Gallotta, parte il tiro di Alvarez di poco a lato fuori dalla porta, poi pallina 2 dove andranno Pinto e Saldagna. Pinto riparte, serve Berti indietro per Ferrarini, Ghimeno lunga per Pinto, poi c'è il raddoppio e recupera Raffaelli, però poi Ghimeno cerca di recuperare, riparte Gallotta però indietro per Raffaelli, poi ancora Alvarez, il tiro non trova la porta, poi Raffaelli indietro per Alvarez, il altro tiro anche stavolta però non trova la porta, e però ancora il Forte che gestisce, sempre Alvarez, parte Alvarez, entra in area Alvarez e cade, non c'è niente per l'arbitro, quindi può ripartire tranquillamente la rottellistica con Ghimeno che prova a saltare Saldagna, ma Saldagna capisce tutto e recupera, poi Alvarez dietro la porta, si fa vedere Raffaelli, però viene servita Saldagna, ancora la numero 8, il tiro, la parata di Ganassi, poi Berti può far ripartire Pinto e poi che commette fallo su Alvarez.
si partirà quindi con una punizione per il Forte. 16 minuti e 26 alla fine dell'incontro e ancora 0-0 e punizione battuta. Parte Alvarez che serve Raffaelli, poi si va dall'altra parte con Gallotta. Alvarez, la conclusione e trova però, non trova la porta, esce quindi fuori. Cioè, non sei nemica un fallo, sei per la lettera aperta, anzi sei qua carriera. Dio che anda, se non sei capace di fare l'arbitro, fa niente di bene. Batte Saldagna per Alvarez. Parte però Ferrarini che non, per Pinto che recupera, poi Pinto fa la sponda per Berti, d'altra parte Ferrarini prova a lanciare Ghimeno. Forte battuta. Scandiano recupera il Forte che può entrare in area con di meno. Per la rottellistica con Ferrarini che va per Berti. Per Pinto mantiene il possesso Pinto, poi parte la numero 3 serve Ferrarini per Ghimeno. Ancora Ghimeno, prova il tiro che non trova per niente la porta. Alvarez per Raffaelli, poi ancora Alvarez. Gallotta parte sempre dal numero 2, poi Alvarez che prova ad accentrarsi, il tiro, la parata di Ganassi e ora la rottellistica può far ripartire l'azione con Pinto che vede partire Ferrarini che prova a metterla in mezzo per Ghimeno, ma non ci arriva la numero 7 giallo-nera. Ora in avanti il Forte, prova a gestire con Raffaelli, poi parte Alvarez, ancora Alvarez, perde il possesso la numero 3, quindi riparte la rottellistica con Ghimeno, poi viene fischiato un fallo discutibile su Alvarez. Quindi punizione per il Forte, 13 minuti
alla fine dell'incontro. Poi riparte sempre la squadra di casa. Gimeno serve, Pinto parte, Pinto prova a mettere in mezzo, ma il tiro il passaggio non arriva a Berti, però recupera il numero 6, serve Ferrarini in mezzo per Pinto, recupera Pinto, 2 contro 1, poi Gimeno in mezzo per Pinto, il palo di Pinto, il palo salva la squadra ospite, ancora 0-0. Poi Alvarez prova a cercare il movimento dei compagni, si libera Saldagna, poi torna indietro per Alvarez, poi dall'altra parte Palagi, ancora Alvarez, entra in area Alvarez, pardon, che serve Palagi, ancora Alvarez, e fischia l'arbitro, riparte la rotellistica, quindi poi Pinto subisce fallo, l'arbitro non fischia niente, poi la deviazione di Berti che finisce, la deviazione di Berti finisce sopra la traversa, poi Benkair, serve ancora Berti, Patia si porta avanti la pallina, serve Benkair che supera Saldagna, poi il tiro di Berti, la parata di Masetti. Parte subito il forte con Saldagna che d'altra parte vede liberarsi Raffaelli, poi torna indietro per Alvarez. Ancora Saldagna in mezzo, cercare la deviazione vincente di Alvarez, poi dall'altra parte Pinto, il tiro di Pinto, la parata ancora di Masetti, poi time out per gestire gli ultimi 10 minuti di partita. Ultimi quindi 10 minuti di partita, ancora 0-0, partita molto equilibrata. Risultato molto inchiodato. I portieri davvero stanno facendo una grandissima partita e stanno salvando il risultato. Ora suona la prima sirena, aspettiamo anche la seconda che arriva adesso. Si ripartirà quindi con la pallina a 2. Berti e Raffaelli in battuta, recupera Pinto il possesso, serve Benkair dietro per Pinto, ancora rotellistica con Ferrarini, Pinto avanza, poi la mette in mezzo per Berti non c'entra la porta nella conclusione, poi Benkair in mezzo ancora per Berti, viene disturbata nella conclusione. Poi parte Pinto,
Avanza la numero 3 della rotellistica che serve Berti. Berti per Benkair. Ora Berti parte, supera Alvarez, il tiro, la parata di Masetti, poi ancora l'altro tiro di Berti, ci mette il guantone la numero 1 del Forte. Poi Alvarez parte ancora Alvarez, serve Palagi che vede la pressione di Berti ma si libera e serve Alvarez. Poi Alvarez 1-2 con Saldagna, poi il tiro di Raffaelli, la parata di Ganassi, però rimane in possesso la squadra rossoblù. Per 45 secondi infrazione. Sì, pare, poi c'è il fallo di Alvarez. Su Benkair. Pinto per Berti. Berti vede Ghimeno libera, poi il tiro, la deviazione. Va sulla ribattuta Berti che però perde la pallina, recuperano però le ragazze della rotellistica, Pinto la mette in mezzo ma non arriva la pallina a Ghimeno. Poi Alvarez chiama lo schema, lancia Raffaelli, poi blocca Pinto il passaggio e riparte la rotellistica con Pinto in mezzo per Ghimeno, deviata, riparte Alvarez, filtrante per Saldagna, Saldagna il tiro, la parata di Ganassi ancora, altra parata, poi il tiro di Pinto, il guantone di Masetti, un altro tiro di Berti che però viene deviata, poi Saldagna davanti alla porta, liscia Ganassi, poi riesce comunque a salvare la propria porta. Poi Benkair per Pinto, ora Benkair in mezzo per Berti che la liscia anche lei. Qui suona la sirena. Attimi di confusione in pista, l'arbitro non è un po' in confusione.
Punizione per quindi la rotellistica, batte Benkair che per Pinto però si fa pressare, poi il tiro di Alvarez parato a Ganassi, poi d'altra parte Berti subisce fallo, punizione, poi l'arbitro però non tira fuori il cartellino. Poi altro time out questo, però c'è. Ultimi minuti di partita, ancora 0-0, siamo nei minuti cruciali di questo incontro, vediamo se si riuscirà a sbloccare il risultato. Scandiano che sta trovando più fiducia in questi ultimi minuti, che non siano quelli decisivi per trovare il gol del vantaggio. Ora le squadre stanno per ritornare in pista. Pinto batterà quindi la punizione, si è andata a posizionare in pressi della pallina. Pinto che ha l'occasione quindi di portare in vantaggio la propria squadra. A 6 minuti e 20 dalla fine, risultato che sarebbe molto importante per la squadra di casa. Può partire Pinto. Ecco che posiziona il tiro, la parata di Masetti ancora. Poi Ghimeno in mezzo per Berti. Riparte il forte con Alvarez. Alvarez, serve Gallotta gestisce, si prende anche un rischio ma poi la pallina arriva ad Alvarez, poi ancora Gallotta, Alvarez, il tiro deviato da Benkair, poi ci arriva Ghimeno per Pinto può partire, Pinto entra in area in mezzo, ci arriva per prima Alvarez che poi con un'azione personale arriva in porta e cade, l'arbitro fa correre, poi Ghimeno serve Pinto ancora per Ghimeno, poi c'è il gol di Berti che trova quindi il vantaggio per la squadra di casa a 5 minuti dalla fine. Scandiano 1, Forte dei Marmi 0. Berti che si conferma goleador di questa squadra. Poi c'è il time out. Scandiano che ora si trova in vantaggio e quindi deve gestire questi ultimi 5 minuti, risultato che quindi attualmente porterebbe la squadra di casa a pari punti al primo posto, a pari punti con il Matera che nella prima giornata ha vinto per 12-3 contro il Modena. Scandiano che quindi comincerebbe nel migliore dei modi il suo campionato, 3 punti che comunque darebbero anche molta fiducia
alla squadra per il continuo di questa stagione. Si conclude il time out proprio ora e quindi le squadre che dovranno riprendere il gioco. Sarà il Forte che dovrà battere a centrocampo dopo aver subito il gol dell'1-0. Si aspetta il fischio dell'arbitro che adesso arriva e quindi si riparte. 1-0 per lo Scandiano. Raffaelli, serve Gallotta, fa pressione Pinto e infatti frega pallina Pinto, poi arriva dietro Alvarez a recuperare. Alvarez gestisce, poi serve Saldagna, ancora Alvarez, azione personale, arriva davanti alla porta e tira, ma poi ci mette il guantone Ganassi, parte Berti, serve Ghimeno, Pinto, poi Bencair, ancora Bencair, lunga per Ghimeno, poi Pinto cerca di farsi vedere, poi viene servita Bencair, parte Bencair, serve Pinto, poi ancora Pinto per Ghimeno, Bencair che lancia, è lungo, poi recupera il Forte. Saldagna in mezzo, poi Ganassi respinge, parte Ghimeno, azione personale di Ghimeno, poi viene sbilanciata da Raffaelli e fischia il fallo l'arbitro. E vediamo se dà il cartellino, no, niente cartellino per la numero 2. Che è anche il nervosismo dell'incontro. Vede salire Pinto, ma Alvarez ci arriva per prima. Poi Gallotta per il tiro, poi respinge la rotellistica, parte Ghimeno, lunga per Berti che non ci arriva, poi ancora Berti per Pinto, il tiro che però non arriva a Ghimeno, poi viene fischiato il fallo in attacco a favore del Forte. Alvarez, avanza Alvarez, prova a metterla in mezzo, poi Alvarez fa fallo su Bencair. Pinto batte la punizione, poi parte la numero 17, ancora Bencair, poi Saldagna ruba palla, ma non è abbastanza perché Bencair mantiene il possesso. Riparte il Forte con Gallotta in attacco che prova a servire in mezzo Saldagna, ferma tutto la rotellistica, poi Pinto, il tiro di Pinto, del 2-0 di Pinto, gol che a 2 minuti dalla fine mette quasi fine a questo incontro.
Scandiano 2, Forte dei Marmi 0. Anche Pinto mette la firma sull'incontro. Ora quasi finita la partita, difficilmente il Forte dei Marmi rientrerà in partita. Berti parte, serve Pinto, ancora Berti, gol della numero 6. 10 secondi dopo il gol del 2-0, ecco anche il terzo. Questo è il gol che consegna la vittoria alla formazione allenata da Massimo Barbieri. Scandiano 3, Forte dei Marmi 0, ripetiamo. Partita che alla fine l'ha spuntata la squadra di casa, che ha avuto più convinzione. Però attenzione, Pinto indietro per Bencair, che però non riesce ad arrivare subito al passaggio, ma poi dopo recupera subito. Per parte Ghimeno, indietro per Pinto, Pinto serve Berti, poi ancora Ghimeno, si fa vedere, poi torna indietro per Berti. Bencair, l'arbitro fischia l'infrazione. Poi Gallotta, il tiro di Gallotta deviato, il gol che della bandiera di Alessandra Gallotta, aiutata anche da una deviazione. Poi 50 secondi alla fine, vediamo la palla, poi Bencair perde la stecca. Pinto cerca di gestire, subisce fallo. Ora si può riorganizzare la squadra giallonera. Da punizione Pinto, lunga, ci arriva Bencair che può mantenere il possesso. Bencair, poi serve Pinto, Pinto per Ghimeno, Pinto serve Berti, poi Ghimeno per Pinto, serve Bencair, lunga, attenzione, finisce qua l'incontro. Scandiano 3, Forte 1, partita gestita alla grande dalla squadra allenata da Massimo Barbieri.